Allora, siamo in compagnia, come annunciato, di Alessandra Richetti, Movimento 5 Stelle, consigliere comunale, capogruppo. Grazie per essere tornata nei nostri studi. Allora, Grazie a voi. Il nostro amico Giorgio Marchesic mi ha rimproverato per non aver letto la pagina della provincia del Piccolo. Lo facciamo. Interrogazioni sono scritte, lo scontro approda in aula, qui siamo a Sgonico, l'opposizione protesta e chiede un confronto in consiglio comunale, Svogar regolamento restrittivo, Sardoz così viene meno il dialogo. A rischio il carnevale estivo per i lavori del Funian, dice Bensi, e c'è anche la replica di Polidori, e poi la riapertura del rifugio Premuda, luogo del cuore dei triestini e porta della Val Rosandra. Quindi la pagina l'ho letta, eccetera. Insomma, non è mio costume commentare, insomma, però non ho ben chiare forse l'ho saltata perché sono corso subito alla pagina sportiva perché mi serviva per un altro discorso. Allora, adesso hanno già scritto per far presente che la funivia del Monte... No, c'è una telefonata. Prego. Io faccio parlare chi ha il telefono e poi dopo eventualmente mi riservo di fare la domanda. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, sono Diego. Buongiorno Diego, prego. Allora, io per l'ospite volevo tornare un po' sul discorso di Roiano, dell'asilo in particolare. Io ho seguito ieri il ragionamento che ha fatto il sindaco, ma che ha anche un ragionamento basato su un conto economico, no? Privatizziamo risparmiando sul costo del personale. Al di là della filosofia politica però che consegua questo ragionamento, io mi chiedo quanto tempo ci vorrà per recuperare quella che è stata la spesa in conto capitale per la costruzione dell'asilo, cioè in quanti anni ammortizzerò questo risparmio sul personale per ripagarmi, quindi in spesa di conto corrente, per ripagarmi dell'investimento che ho fatto in conto capitale. È come se io decidessi di affittare una casa costruita al nuovo, il proprietario me la affitta, io gli pago una quota mensile, ma in quanti anni il proprietario riacquisterà il potere di acquisto, cioè ammortizzerà le spese per la costruzione dell'immobile? Ecco, vorrei avere un po' una risposta e capire se questa filosofia di risparmio sul personale che si riverbera anche sui prossimi asili da San Giovanni in poi ha una costruzione logica, okay, oppure un risparmio fittizio. Niente, io con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie, saluti il portiere, questa roba nostra. Prego. Questi messaggi. Insomma, sono stati toccati, sono stati portati una serie di punti che di fatto sono interessanti, no? È una delle cose che avevo sottolineato anch'io, l'incongruità di certe affermazioni, non necessariamente questa volta, cioè non faccio riferimento al sindaco, ma a quello che era stato detto in consiglio comunale. Allora, noi investiamo dei soldi, come ha detto il telespettatore, in una struttura, la mettiamo assolutamente al meglio per creare l'opportunità di nuovi posti per i bambini, cosa che io trovo assolutamente importante, quindi è stata fatta una scelta legittima che io sostengo. Però c'è un ma. Allora, noi avevamo a disposizione delle persone, dei lavoratori che avrebbero avuto il diritto, proprio per gli anni, per il tempo che avevano prestato servizio in comune, di essere assunti. Non lo abbiamo fatto. In comune ci è stato detto che il comune non poteva aprire un asilo di tipo comunale lì perché non c'era il personale. Allora, faccio la domanda agli telespettatori, così per dialogare un po' insieme alla mattina.
Vi sembra logico che abbiamo del personale che non assumiamo e dall'altra parte diciamo che non abbiamo modo di trovare personale perché ce n'è poco. È vero, ce n'è poco. Come farà un'azienda a trovare personale se il comune non lo trova, quando il comune di solito paga i propri dipendenti in maniera più vantaggiosa rispetto in condizioni più vantaggiose rispetto a un privato? Questa è un'altra domanda che vi faccio. L'altra domanda che faccio è quella che ha fatto il telespettatore. Noi diamo una struttura che è nuova, la diamo in utilizzo vorrebbero darla in utilizzo a un'azienda privata. Chiaramente questa azienda avrà un grande vantaggio rispetto anche alla concorrenza con le altre imprese, perché si troverà per tanti anni ad avere l'onere di lavori che non ci saranno, perché è chiaro che se la struttura è nuova io non devo andare a investire. Quindi diciamo che il gap di competitività tra quello che è l'azienda che in qualche maniera dovrebbe vincere il bando se mai ci sarà, è un qualcosa che non è nemmeno legittimo a livello di competizione all'interno delle aziende a Trieste. Capisco. Io vi aggiungo e vi informo ancora su alcune questioni. Il signore ha detto, ma c'è un risparmio effettivo? Beh, chiaramente c'è un risparmio effettivo, ma il comune non può ragionare a risparmio perché è un servizio pubblico e quindi deve ragionare a servizio. Qual è il beneficio? Quali sono anche cioè dare, per esempio, assumere delle persone che verranno impiegate nel pubblico sarà di vantaggio per la città? Sarà di vantaggio per le famiglie? Queste sono le domande che deve porsi il comune. Questo è un po' il senso. Ma nella comparazione tra le varie possibilità, signori, se volete un giorno ci mettiamo d'accordo e ve le mostro, sono stati confrontati cavoli e pere, o mele e pere, come si diceva alle elementari, mele e pere. Sì. Cosa che non è possibile fare. Cosa sto intendendo? A cosa sto facendo riferimento? Beh, insomma, sono stati fatti calcoli rispetto a quelli che sarebbero stati i posti e il costo dei posti in situazioni completamente diverse, fino a mettere in relazione tra il tutto a spese del comune, cioè tutti i posti a spese del comune, i posti con un project, gestiti con un project, quindi comunque gestiti anche dal comune, oppure in una situazione diciamo più privatistica. Però qui sono stati calcolati il 50% dei posti a regime agevolato, diciamo a tariffa agevolata rispetto al comune, convenzionata, ecco. Anche qui capite che se io confronto 30 posti con 15, beh, insomma, è chiaro che c'è un vantaggio economico, perché insomma non lo puoi fare così. I dati erano proprio sbagliati, cioè per il confronto. È chiaro che qui si risparmia perché comunque sì, alcuni posti saranno proprio a tariffa privata e questo ricadrà sulle famiglie che dovranno pagare ovviamente le tariffe del privato. C'è un'altra telefonata? Sentiamo. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Mi sentite? Prego. Buongiorno Bosazzi, a lei la redazione, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4.
Ecco, io volevo porre una riflessione, diciamo, lanciata dalla gentile ospite inerente ai famosi numeri, se c'è qualcuno che parli dei numeri. Allora, io credo che la gentile ospite abbia messo il dito su un sistema di pensiero non solo triestino, la famosa mancanza di numeri, che dopo in effetti i numeri ci sono, per dire non abbiamo personale, come ha detto lei prima, si parlava del personale del comune, no? Perché questo è un pensiero, diciamo, che è presente a livello nazionale e sta portando allo sfacelo l'Italia, anzi l'ha già portata, perdono, tanto quanto che i famosi numeri possono annoverare l'Italia, diciamo, è diventato il paese sottosviluppato più ricco d'Europa. Porto un piccolo esempio, che questo, diciamo, veramente mi dà fastidio terribilmente. Allora, la classe politica in generale porta i numeri dicendo che gli italiani non fanno più figli. Nella realtà di fatti i figli ci sono e che, diciamo, il governo, che sia di destra o di sinistra, di quello che volete, non mette in condizione l'italiano di portare avanti i figli. Porto un altro esempio giusto che ci capiamo. Su 60 milioni di abitanti, 30 milioni possiamo parlare per gli anziani. Di questi 30 milioni, 15 milioni, c'è la metà di 30 milioni, adesso sto andando a spanna, non numeri precisi, di questi 30 milioni il 50% è formato più o meno da ragazzi che devono essere, diciamo, calcolati come fecondi per un futuro, diciamo, e diciamo sono al momento, di quei 15 milioni, diciamo, rimasti, vediamo via circa la metà, 7 milioni e mezzo, tra persone che non vogliono avere figli o, diciamo, che hanno un altro orientamento sessuale, che vuol dire 7 milioni e mezzo di persone potenzialmente fertili. Ecco, a queste condizioni l'Italia non può andare avanti, però se aggiungiamo gli 8 milioni e mezzo di italiani che fecondi, questi sono dati fonte AIRE, under 40, cioè 8 milioni e mezzo di italiani fecondi che sono all'estero, li facciamo venire in Italia, 7 milioni e mezzo di persone feconde in Italia, più ci riprendiamo i nostri 8 milioni di italiani all'estero, diventano 15 milioni. Con 15 milioni di italiani che fanno figli, qualcosa si incomincia a ragionare. Ho capito. Allora, come vedete, non si vuole mettere in condizione, diciamo, gli italiani di fare figli, ad esempio. Poi si dice che gli italiani non hanno voglia di fare certi lavori. Non è vero assolutamente niente. Porto un esempio e dopo chiudo. Grazie. Dopo chiudo, questo è l'ultimo. Porto un esempio su Rai 3, quando, diciamo, hanno mandato in onda il servizio su Rai 3 per l'inaugurazione di Grado, per esempio della stazione balneare di Grado, hanno intervistato un ragazzo di Milano, e questo lo dico perché riassume quello che voglio dire, in cui lui ha detto tranquillamente: sono contento di essere a lavorare qui in Friuli Venezia Giulia perché qui mi pagano il giusto e mi aiutano, diciamo, anche nel mangiare e nel dormire. Cosa, parole testuali sue, cosa che nelle altre parti d'Italia non lo fanno. Gli italiani, allora, per riassumere, gli italiani non hanno voglia di fare gli extracomunitari in casa loro, questo è il punto. Però i numeri, come ha detto lei la gentile ospite, anche sul comune di Trieste ci sono, ma non si vuole sviluppare questi numeri. Grazie, buongiorno. Allora, Sì, ha portato dei temi interessanti, forse voleva dire troppe cose, quindi si è trovato in difficoltà. Allora, io ritengo che i numeri ci sono sempre, però le statistiche, i numeri devono essere letti e, scusate, lavorando al centro internazionale c'è un po' di deformazione professionale. È facile dimostrare il bianco e il nero ponendo l'attenzione su certe cose, quindi bisogna stare molto attenti quando in qualche maniera si trattano i numeri. È importante cercare di avere una visione completa e questo implica un ragionamento complesso. Sono d'accordo dal punto di vista, proprio perché lavoro con una certa presenza di giovani, ne vedo di tutti i colori veramente, perché il centro internazionale presenta
persone di varie nazionalità e anche italiani. I nostri italiani con disperazione io li vedo arrivare, studiare, essere formati, attenzione, è vero che paga la famiglia per la formazione, ma quello che non si dice è che l'università, essendo pubblica, ha un costo importante, per cui adesso i dati io non li so, mi scuso con non me li, cioè dovrei andarli a cercare, insomma, però il costo per testa di studente è importante, ok? Quindi che noi come Italia investiamo nella formazione di studenti a livello molto alto, ok? E poi non forniamo quelle che sono le condizioni per stare qui. Questo è evidente soprattutto in questa nostra regione. Perché dico in questa nostra regione? Perché sono sempre attenta a cercare di capire quanti sono andati via, che fascia di età di persone va via dalla regione. Bene, la fascia di età è soprattutto quella under 30, cioè entro 30 under 30, 35 insomma, e vanno all'estero quando c'era anche sul giornale quotidiano recentemente, quando gli domandi perché sono andati all'estero, loro ti rispondono perché lì io trovo un lavoro pagato che è consono a quello che ho studiato e trovo tutti i servizi che mi servono anche per mettere su famiglia. Quindi insomma non lo dico io, lo dicono i dati del piccolo e così via. Lo dico io come testimonial perché vedo i ragazzi che se ne vanno. Allora, se uno mi dice i ragazzi non hanno voglia di fare e tu mi stai chiedendo che dopo aver fatto 5 più 5 più 5 più 3 anni di studio vai a in qualche maniera fare dei servizi, dei lavori che sono assolutamente dignitosi, ma che non sono consoni a quello che all'investimento fatto, è chiaro che è difficile sostenere che ci sia la voglia di rinunciare a perché stiamo di rinunciare alla propria aspirazione, quello che per cui hai investito, sì, certo. Ok? Ma dall'altra parte dovrebbe essere comunque non legittimo per una nazione che ha investito anche in quei giovani chiedergli di fare dei lavori che non sono pagati in maniera adeguata. Quindi, come ho detto nel primo intervento e che ha notato bene il telespettatore, è vero, i dati devono essere letti e le istituzioni non possono fare i conti dell'oste, devono ragionare dal punto di vista dello sviluppo e delle opportunità che si creano e delle cose che andiamo a perdere. Io potrei portare la testimonianza di mio nipote, ma non la faccio perché è troppo lunga. Ma io sì, ne abbiamo, io penso tutte le famiglie, e anche perché i ragazzi veramente vanno via. Sono pochi quelli che sono talmente tanto radicati sul territorio che in qualche maniera trovano sofferenza ad andare via. Però la maggior parte anche degli studenti adesso dei licei fa il discorso, sì, adesso arriverò all'università, ma dopo andrò a fare con l'Erasmus ormai delle esperienze all'estero, trasferirò dove vengo agevolato per vivere la mia vita. Ma voi pensate che con il problema casa che abbiamo a Trieste, perché abbiamo concentrato lo sviluppo di Trieste solo sul turismo, per cui tutte le case a disposizione hanno dei prezzi e degli affitti assolutamente non abbordabili già da quelli che lavorano, ma vogliamo pensare per gli studenti? Ditemi, ma veramente sono una condizione perché gli studenti stiano qui? No. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno da Claudio Visentina. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Caro dottor Umberto Buongiorno. e stimata amica consigliera Alessandra Richetti, in questi giorni ho visitato il parco di Miramare
e dico semplicemente strepitoso. Lo si denota anche dai numerosi turisti che scattano fotografie a Iosa. È un giardino. Una domanda mi sorge spontanea: fino a quando l'artefice di tutto questo, la stimata direttrice Andreina Contessa, potrà guidare il museo storico e il parco di Miramare? Buona Pasqua a voi in studio, a Grazie. tutta la redazione, ai telespettatori in ascolto. Grazie per la risposta e buon lavoro. Grazie Claudio. Sì, non ho i dati precisi, so che è a fine mandato e quindi in qualche maniera intanto la ringraziamo perché veramente le trasformazioni sono evidenti a tutti. E c'è una cosa, mi perdoni se... Sì. I primi interventi di rimessa a posto soprattutto del parco sono stati fatti nella parte superiore, che è quella meno visitata. Sì. Sarebbe stato facile cominciare dal basso perché tutti quanti possono... da questo punto di vista è ancora più meritorio il lavoro è stato della meritorio dottoressa e si Contessa. capisce che quando si vuole, quando c'è l'interesse per il pubblico, la persona può fare veramente la differenza e a quel punto, concedetemi una piccola ironia, a dispetto di quelle che sono le regole per gli ingaggi dello Stato che sono uguali per tutti, eccetera, eccetera, le cose si riescono a fare. Sì, è un lavoro enorme. Quindi la ringraziamo veramente e al signor Claudio prometto che mi informo meglio e poi gli fornirò l'informazione che vuole, che adesso non ho così a mano. C'è un'altra telefonata, poi abbiamo anche delle mail. Sentiamo la telefonata. Buongiorno. Dottor Bosacchi, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Ok. Innanzitutto volevo iniziare facendo a voi, alle vostre famiglie, a tutta la redazione, tanti auguri di una serena Pasqua e soprattutto tanta salute che serve. Volevo chiedere una cosa. Quando si è in consiglio comunale e bisogna deliberare qualcosa come sul Porto Franco Nordetto Porto Vecchio, vengono controllate se quello che viene fatto è in regola con la legge o no? Perché io vorrei allora, se mi sbaglio, un chiarimento sulla legge di bilancio 2014, la 190, che poi è stata ripresa nel 2017 con la 205, dove chiaramente dice in base all'allegato ottavo del Trattato di pace del 1947 di Parigi. Perché a leggere quelle due leggi, in Portofranco non si possono investire tutti quei milioni, non si possono investire. Come il fatto di chiedere l'allegato ottavo, non esiste chiedere un pezzo di un contratto o di un trattato lasciando fuori tutto il resto. Vede, prima parlava di giovani, tutti quanti abbiamo nell'ambito delle nostre conoscenze qualcuno che è andato all'estero, anzi ne ho 2 o 3 io che conosco che sono all'estero. Purtroppo devono scappare perché non trovano lavoro. Allora mio padre mi ha insegnato che quando una cosa si può fare non c'è alternativa, bisogna farla perché è giusto farla. Noi abbiamo un trattato di pace che darebbe uno sviluppo economico non solamente a Trieste, ma nel raggio di qualche centinaia di chilometri. Io sa cosa mi sogno? Un campus universitario a livello internazionale, aiutare tutti i bambini del mondo che non hanno la possibilità ma la capacità di studiare e poi di farli ritornare al loro paese per far crescere il loro paese. Questo è il mio sogno del territorio libero, non è solamente un fatto di bandiera o 2 lire di più in tasca, che saremo a livello di Singapore, solo che Singapore ha 5 milioni di abitanti, noi al massimo ne avremo 300.000, ma la torta è quella. Okay. Però non vedo chiarezza e non vedo volontà di verità qua a Trieste. Okay. Grazie, spero tanti auguri. Grazie. Di salute e una serena Pasqua a tutti voi. Allora. Una serena Pasqua anche a lei. Allora, insomma... Vuole che andiamo in pubblicità, così possiamo anche rispondere più. Andiamo in pubblicità, poi rispondiamo.
Allora, eccoci pronti, così possiamo rispondere in maniera più completa al signor Fausto. Allora, il signor Fausto ha fatto una domanda importante, no? Voi in Consiglio Comunale cosa fate rispetto a quelli che sono gli avvenimenti, le azioni? Beh, effettivamente quando c'è stato tutta la proposta di fattibilità rispetto al project di Costim per Porto Vecchio, beh sì, insomma, è stato un lavoro enorme, anche perché da subito non mi convinceva il fatto che venissero consegnati solo, come dire, la punta dell'iceberg di tutta una valutazione dietro. Sarebbe stato impossibile per noi fare le nostre considerazioni rispetto a quel progetto. Quindi cosa rispondo al signor Fausto? Che assolutamente il compito principale, che forse non è tanto valorizzato, il compito principale del consigliere è proprio quello di controllare tutta la documentazione e se manca la documentazione di farsela dare. Ora, per Portovecchio io potrei parlarle ore rispetto a quelle che sono le mie valutazioni e quello che per me è stata una scelta che porterà, se verrà portata avanti in questi termini, non porterà quei vantaggi che avrebbe potuto portare altre scelte come creazione di lavoro, come la creazione lavoro di un certo tipo, perché è vero, se noi ascoltiamo la Giunta, il lavoro da questi trasformazione di Porto Vecchio ci sarà. Beh, chiaro, insomma, già le imprese di edilizia potranno garantire lavoro in quel contesto durante il periodo della cantieristica. Poi, siccome dovrebbero essere sviluppate delle realizzazioni di tipo turistico, anche quelle porteranno lavoro. Però, come vedete, si sta parlando di edilizia e di turismo. Novità per Trieste? No. Allora, se io devo fare, e si ritorna al discorso fatto dal telespettatore, quello precedente, se io devo fare un'analisi di come trattenere i miei giovani qui, io devo fornire lavori che siano adatti anche a quelle competenze. Devo fornire dei lavori che siano nell'ambito della ricerca, per esempio, e che questi lavori di un certo rilievo portino innovazione e benefici per Trieste, perché questo mi crea un richiamo, una persistenza dei giovani, ma dall'altra parte un richiamo di persone che vogliono venire a lavorare e a studiare a Trieste. Quindi è vero che c'è il controllo, è vero che c'è l'allegato ottavo che ha delle implicazioni anche per Trieste e che avrebbe potuto avere delle implicazioni, dico, dal punto di vista del Portofranco, per esempio, no? Ma capiamoci, ci sono stati degli ostacoli anche rispetto al punto franco che sono stati anche ostacoli a livello nazionale, perché non è stato portato avanti non sono state portate avanti queste possibilità con una certa forza e non ci si è creduto più che tanto. Quelle potrebbero portare un certo tipo di lavoro per quelle aziende che volessero inserirsi nelle aree di punto franco e trasformare materiale, arriva legno, produci sedie, per farla breve.
Qui, sì, vabbè, era per spiegare in maniera semplice come funziona il punto franco, senza dei costi aggiunti di tassazione. Allora, tanto dobbiamo chiedere scusa perché il telespettatore si chiama Fulvio e non Fulvia, Fausto. ho sentito Fausto, anche a me tornava indietro un altro con la F. Mi fissi su Fausto. Allora, dunque, ci sono 2 mail che ci riportano a Roiano. Allora, la prima riguarda un pochettino, no, c'è una, ma io devo far passare queste mail perché sennò, facciamo così, chi è in linea può aspettare un attimo che leggiamo le mail oppure... No, volevo subito se era possibile. Prego, una signora. Domanda sola. Prego. Ecco, volevo chiedere, questo benedetto che è di via Rossetti delle Caserme, che doveva venire messo a posto per gli studenti, quando succederà questa cosa? Ok, perfetto. Una risposta facilissima, nel senso che non sappiamo proprio e sono stati appena acquisiti a livello e quindi resi disponibili per il comune adesso. Sarebbe stato utile poterli utilizzare per aiutare la scuola Tiziana Weiss, l'istituto comprensivo Tiziana Weiss, che sarà soggetto a dei lavori importanti per almeno i prossimi 2 anni, a quanto detto dall'assessore in commissione. Quindi sarebbe stato utile poterlo adibire almeno in parte per contenitore in occasione dei lavori per i ragazzi che non potranno ovviamente coesistere mentre si fanno dei lavori. Strano, perché io la domanda precisa agli assessori l'avevo fatta 3 anni fa, quando avevo detto: ma come fate a fare dei lavori così importanti con i ragazzi e i bambini? No, si riesce a fare. Ora probabilmente con un po' più di buon senso si è capito che non si poteva assolutamente fare dei lavori che causeranno rumori, polvere e così via con la presenza dei ragazzi. E quindi, signora, ben lontano il tempo in cui vedremo qualcosa in quel luogo. Allora, così possiamo leggere le mail. Dunque, la prima riguarda più il verde, ma insomma l'esempio è Roiano. Desta tristezza vedere immagini d'epoca di iconiche piazze di Trieste un tempo abbellite da verde e mercati, luogo di riposo da stress e calura, trasformate in una landa desolata di pietre e cemento a causa di una visione del verde urbano come costo da contenere e non patrimonio da valorizzare per il benessere della comunità. Speriamo che i lavori di rifacimento, come quelli nelle piazze di Roiano e Garibaldi, mostrino una maggiore sensibilità per il verde urbano, abbandonando quel modello di paesaggio brullo e lunare di piazze come Unità d'Italia, Vittorio Veneto e Goldoni. Vittorio Veneto. Io quest'anno, sì, faccio subito, quest'anno è stato abbastanza drammatico perché in estate avevo segnalato immediatamente agli uffici, stanno morendo tutte le piante a causa della siccità e per una questione di costi si è deciso di non provvedere di fatto. Io lo trovo discutibile, o perlomeno io non sono assolutamente d'accordo. Anch'io ho sofferto, ho guardato proprio piazza, 2-3 giorni fa, piazza Vittorio Veneto, com'era con gli alberi che c'erano, ma me la ricordo ancora, gli alberi che c'erano e adesso quelle scatole che sono sempre con materiale rinsecchito. Un'unica considerazione mi sono mossa perché io tutelerei sia il patrimonio nell'ambito arboreo per una questione corretta di gestione, ma anche per la tutela di qualcosa che è vivo. Sarebbe importantissimo che ragionassimo anche qui non solo come in questione di costi,
ma anche di ulteriori benefici, perché ci sono dei costi nascosti che ogni ufficio magari gli uffici non prendono in considerazione. Quelli del verde non vedono i costi per la salute, perché una piazza senza verde è una piazza non salutare, è una piazza calda d'estate e quindi i colpi di calore, è una piazza che non fa fresco poi e non aiuta alla frescura, per cui aumento dei costi per il raffrescamento e così via. Ma ci sono altri costi, per esempio quelli del turismo. È inutile chiamare le persone qui poi quando abbiamo delle piazze che sono veramente spoglie. L'assessore di pertinenza ha detto che hanno intenzione di modificare il patrimonio arboreo mettendo delle specie più resistenti. Sono favorevole al fatto ovviamente di scegliere delle specie che siano più resistenti. Mi fa strano che non l'abbiano fatto fino ad ora. Auspicherei una scelta ancora più, come dire, decisa, che vada verso a mitigare il calore delle nostre piazze e a garantire bellezza, salute, turismo, eccetera. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Bosatti, volevo chiedere alla Ricchetti come siamo con il nuovo presidente del Porto. Ok. Lo guardavo proprio in questi giorni perché, come avrete visto per chi segue i giornali, sono venute fuori delle azioni molto importanti da parte del Porto, che ha deciso di trasformare e creare dei pacchetti di gestione di quei lavori che interesseranno il porto sia nell'ambito di Servola sia del Molo Ottavo. Appunto Trieste è la prima a rinunciare ai fondi PNRR come erano stati previsti all'inizio, e quindi ci si domanda quando a livello nazionale ci si muoverà per anche spronare e sostenere una nomina qui di qualcuno che sia la figura. C'è una tempistica particolare? Io ho visto che sarebbe opportuno, da quello che ho letto, sarebbe veramente, ed è stato il mio intento, ho fatto una mozione urgente proprio per andare nella direzione sia di avere maggiore chiarezza per cosa verrà, cioè che il Comune abbia un atteggiamento più assertivo rispetto a quello che sarà il ripensamento di questi lavori e capire, perché è chiaro che il Comune non ha a che fare con l'ente porto, che è un'altra realtà, ma è altresì chiaro che Servola è uno spazio di Trieste. Se quello che è stato deciso all'epoca, anche grazie a Agostino, cioè quello di non far transitare più i camion per città, ma di portarli attraverso rotaia, attraverso altra viabilità, se non viene fatto più, insomma, il Comune deve saperlo e deve anche gestirlo. Quindi io sono convinta che il ruolo del Comune deve essere assertivo, sia da una parte nei confronti del porto, per richiedere chiarezza di cosa si vorrà fare, ma anche dall'altra parte per sostenere il porto attraverso, per esempio, a livello nazionale, visto che c'è la sinergia degli stessi, la stessa realtà politica per sostenere il porto, per cui abbia subito la nomina, perché è fondamentale. Abbiamo visto come per la Contessa, come per Agostino, sono tutti figure che sono state e sono importantissime per Trieste. Dice qua, questo è un appunto
più che altro qui la prende proprio come esponente del Movimento 5 Stelle, dice: crede che ci siamo dimenticati dei banchi e delle sedie a rotelle? Ma guardi, questa è una cosa che io trovo sempre divertente, perché me la rifanno in continuazione e due sono le cose: o io sono poco chiara o chi dall'altra parte non mi sta a ascoltare. Allora, i banchi a rotelle non sono un'iniziativa del Movimento 5 Stelle. Mi spiego. Il Movimento 5, la ministra che era a quell'epoca come Movimento 5 Stelle, che era del Movimento 5 Stelle, ha investito soldi nella scuola, sia come personale, sia come strutture, sia come anche mobilio. Ok? Questo è un dato certo. Lo ha detto anche Avarino da questo studio. Non c'entra niente la ministra sul fatto che alcuni dirigenti abbiano acquisito delle mobilie con le rotelle perché le hanno ritenute opportune per la didattica, per svolgere su quello la ministra non può dire e non deve dire assolutamente nulla, nel senso che un ministro non deve mettere becco sulla didattica, su come intende fare didattica il dirigente. Tant'è che quel dirigente che ha acquisito i banchi a rotelle, che poi sono stati utilizzati in maniera impropria per una comunicazione che è quella che ha riportato il signore con la mail della serie "Cosa dite dei banchi a rotelle?", quella dirigente che ha causato la montagna di banchi, sì, che ci ricordiamo tutti, cosa da assolutamente, anch'io, la condanno fermamente, ok? Ma quella dirigente ha pagato di persona e non la ministra. Allora, e invece per quanto riguarda sempre la questione asili, quindi torniamo sempre in zona, no, più che verde. Allora, c'è qualcuno che con competenza si occupa del verde cittadino? Competenza significa mantenerli in vita, dare il giusto spazio alle radici, potare al tempo giusto. Gli alberi hanno l'abitudine di perdere le foglie ed essere dimora di volatili che lasciano cadere dei regalini sui passanti, ma cerchiamo di convivere, aggiungendo anche delle panchine con schienale. Qui c'è c'è anche una telefonata, siamo a posto, c'è un ingorgo notevole. Sentiamo tutti e due. Sentiamo la telefonata, poi speriamo che parli di verde, così. Pronto? Pronto, sono io? Sì, prego, buongiorno. A proposito di Roiano, volevo... Sì. C'era qualcuno ha fatto un articolo e c'era scritto che nella chiesa di Roiano ci sono la Via Crucis dello Sbisà. Questo dico che qua è un'inesattezza, quella persona almeno da 25 anni che non viene in quella chiesa, perché con i restauri del 2002-2004 quelle sono state tolte e sono state rimesse le Vie Crucis originali degli acquaroli. E quella Via Crucis è andata in uso alla chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Altura. Okay. Quindi prima che scrivere certe cose che si informino. Okay. Dopo un'altra cosa, per la piazza, mi sembra di aver visto qualcosa, ma non riesco a capire come ci sarà l'accessibilità per le carrozzine e per i passeggini al tetto del garage dove sono i giochi e con cui le mamme che hanno come accederanno lì? Queste due cose volevo una risposta. Grazie. La prima, buona Pasqua. Grazie, auguri. La prima insomma, è anche praticamente risolta, nel senso che sono state ripristinate, quando parla di Via Crucis, credo che si riferisse alle stazioni della Via Crucis interne. Sì, ho capito, ho colto. Laddove invece sì, per esempio per accessi... Allora, io mi ricordo una imbarazzante affermazione che diceva... sai, la carrozzella non puoi mica pretendere di arrivare da tutte le parti.
No, questo era quello che mi ricordo, non so se ricordo sbagliato, no? Non so se ricordate anche voi. Poi è vero che c'è la legge italiana, diciamocelo, tutela le nuove opere e ci devono essere delle condizioni, dei percorsi che siano assolutamente idonee per arrivare in tutte le condizioni, ecco. Quindi io auspico, non sono ancora riuscita a passare, auspico che ci sarà, se no insomma solleciteremo perché ci sia, ecco. Per il verde anch'io ho delle perplessità perché uno degli errori, una delle implicazioni che ha avuto l'esternalizzazione di alcuni servizi, sempre nell'ottica di costi, se noi e ritorno sulla mia tesi, se guardiamo solo i costi, non vediamo tutte le cose importanti che ci sono, allora noi avevamo dei bravissimi giardinieri a Trieste, veramente bravi. Adesso si sono ridotti sempre di più e lì e ci sono anche delle situazioni pesanti che devono affrontare. Mi viene in mente che sono anni, ancora ero presidente di circoscrizione, che segnalavo che l'impianto di irrigazione nell'orto botanico non è funzionante. Se chi lavora lì non ha la possibilità di azionare un impianto in maniera automatica, ma torniamo all'800, è stato detto ieri, durante la conferenza stampa dell'Ovovia, che siamo tornati all'800 perché la gente vuole tutelare il verde. No, mi viene da dire, siamo tornati all'800 perché non si fanno le cose come si dovrebbero e sì, da una parte per l'Ovovia non si seguono determinati iter e sembrerebbe che addirittura si voglia correre quando il TAR dice no, devo approfondire tutte le carte perché le condizioni sono cambiate. Prima come TAR ho detto che la pratica non andava bene, adesso invece veniamo a scoprire che il comune accelerà per portare la variante e uno si domanda, la domanda è sempre la stessa, ma siamo all'800 che cerchiamo di accelerare dando l'impressione che bisogna arrivare prima e non aspettare. Allora di cosa si ha paura? Cioè se l'opera è stata fatta con tutti i crismi, se tutti i passaggi sono stati corretti, sto facendo riferimento dell'Ovovia, è chiaro che non ci saranno problemi, quindi possiamo anche attendere per la variante le decisioni che avverranno del TAR in luglio. Perché se no ci viene da pensare che siamo nell'800, ma siamo dell'800 anche quando gestiamo il verde e pretendiamo che il giardiniere vada con i secchi a portare l'acqua. E signori, anche lì siamo nell'800 e ritorno al discorso degli appalti, siamo a dare gli appalti a chi ovviamente costa di meno, riesce a garantire qualità? Se ha i titoli, se è formato, se spende come spendeva il comune per titoli, formazione per i giardinieri, sì. Se l'azienda deve contenere i costi, probabilmente farà fatica ad avere determinati tipi di vantaggi. Io ho visto anche alcune perizie rispetto a degli alberi che sono stati tagliati nella scuola materna di Longera e lì era esplicito scritto e così rispondo chiaramente alla mail. Siamo costretti, cioè questo albero deve essere tagliato perché è stato rovinato dalle potature. Ho capito. Allora, c'è una telefonata che arriva però verso, insomma, stiamo arrivando alla fine dello spazio di Alessandra Richetti. Prego chi è in linea di essere breve, così possiamo rispondere senza sforare. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Prego. Brevissima. A proposito di giardinieri e di verde, mi piacerebbe che qualcuno andasse a fare un giretto in Villa Revoltella, che povera e fa pena. Ok. Non c'è più niente. Tutto Ok. abbandonato, non c'è custode, non c'è più niente. Così magari anche un servizio per le 4 non sarebbe male far vedere com'è ridotta. Tutto Ok. qua. Grazie signora, grazie Grazie a anche voi. per la Ho brevità. sentito tanta tristezza e anch'io condivido la tristezza della signora perché insomma viene definito come uno, insieme al parco di Miramare, come uno dei parchi più belli di Trieste. Trieste, fra l'altro, ha delle aree di verde molto pregiato, no? Perché Villa Engelmann, il giardino di Villa Revoltella, il parco di Miramare, anche il parco Farneto, no? E quindi sì, ci sono dei... Sì, ho visto la perplessità. Il Parco Farneto è tutto il boschetto in pratica, boschetto. sì. È stato definito parco, a mio avviso, per darne maggiore tutela e chiaramente non un parco in senso lato, Sì. è un bosco, perché diciamocelo, è un bosco, ci sono i cinghiali, ci sono le bestie selvatiche. Però sono delle preziosità che assolutamente merito attenzione e ricordo che abbiamo uno dei pochi orti botanici con il percorso di Shakespeare qui a Trieste, che è una rarità rispetto alle altre città. Ecco, potremmo valorizzarlo. Si investe male, secondo me, sul verde. Allora, io ringrazio Alessandra Richetti, consigliere comunale, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Buon lavoro davvero, Grazie. buona Pasqua, tanti Buona Pasqua auguri. a tutti.